Come era ampiamente previsto, il servizio di raccolta abiti usati da qualche mese in uso nella nostra città non funziona affatto. Come si vede anche dalle immagini e dalle foto arrivate in redazione, la raccolta è ferma da tempo ed è inefficiente del tutto. I cassonetti sono posati nelle vicinanze degli istituti religiosi, idea lodevole, ma intanto di fatto succede che chi esce dalla Santa Messa o dalle funzioni religiose, spesso persone anziane, donne con bambine, famiglie, è costretto a vedere un'immagine purtroppo di sporcizia. Il servizio era iniziato lo scorso mese di gennaio, furono installati già disponibili per l'utenza ben 38 contenitori stradali e servivano a raccogliere gli indumenti, gli abiti, le calzature sul territorio di Agrigento, comprese le fazioni. Questo è il testo del comunicato stampa, fu allora il raggruppamento temporaneo delle imprese, i SEDA, SEA e SEAP, che lo inviarono. Proprio gli operatori del raggruppamento temporaneo di imprese ne hanno collocati 3 lungo la via Mera, 5 lungo la via Carusolanza, 2 in via Dante, 3 in via delle Mura, 2 in via Duomo. Collocati anche i contenitori nei quartieri periferici, 3 posizionati al villaggio Peruzzo, 5 a Fontanelle, 6 a Monserrato, 4 al villaggio Mosè, 3 a Villa Seta, 1 a Montaperto e 1 a Giardina Gallotti. All'interno dei contenitori, citava il comunicato stampa, si potevano lasciare indumenti, biancheria di vario tipo, tende, borse, cinture, scarpe, coperte e cappelli, come vediamo anche dalle immagini. Il modo migliore per conferire questo materiale, diceva il comunicato stampa, è quello di lasciarlo all'interno dei sacchetti, chiuso in modo che non si rovinino e possono essere utilizzati o riciclati al meglio. Purtroppo dobbiamo constatare che il servizio non funziona e chi è affidatario lo svolge in maniera pessima. Non una buona immagine, insomma, per la città designata capitale della cultura 2025.